Buongiorno a tutti, eccoci alla nostra 10ª tappa di questo cammino. Ormai siamo quasi alla fine, siamo quasi agli sgoccioli, sono quasi arrivato, diciamo. Ho percorso gran parte del mio percorso. E la decima puntata è relativa alla tappa che mi porterà a Balsa. Mi sono fermato a Trabadelo, in questo albergo parrocchiale. E niente, dormo molto bene questa notte. Mi sveglio sempre bene, sto benissimo, le mie pastiglie stanno facendo comunque effetto, le mie cure vanno alla grande. Quindi inizio il cammino prestissimo, dopo una colazione frugale, fatta con una ragazza danese e una ragazza di Lione, Virginia, molto minuta, che mi ricorda un'amica coscritta, una coscritta di Varese, Angelica. Iniziamo a camminare insieme. La mattina si cerca sempre di stare un po' in gruppo anche per non perderci, per non perdere la strada, ci si dà sempre una mano. Dopodiché la ragazza danese si ferma quasi subito perché è una ragazzotta che ha bisogno di energie, ha bisogno di far colazione. E niente, io proseguo il mio cammino con questa ragazza, con questa Virginia e scambiamo due parole in inglese. Dopodiché anche lei si ferma, anche lei ha bisogno di far colazione. Io tiro avanti, tiro dritto perché i chilometri che devo fare sono veramente tanti, quindi devo approfittare del fresco del mattino. Però mi fermo anch'io poco più in là, qualche chilometro più avanti, in un bar, e qui faccio un incontro bestiale perché incontro un signore che è un ragazzotto, direi più che un signore, potrebbe avere una trentina di anni, è un austriaco vestito di tutto punto, con braghette proprio da camminatore, camicia a scacchi, cappellino, proprio molto elegante direi, nella sua tenuta, a differenza mia. E con lui cominciamo a scambiare due parole, no? Mentre io attendo la colazione, scambiamo due parole. Vabbè, mi dice che è austriaco, che è già la quinta volta che fa il Cammino di Santiago. Accidenti, io dico, tanto di cappello ragazzo, perché con la tua stazza è un signore che peserà 120-130 kg. Io mi chiedo come possa fare, come riesca a fare tanti chilometri e aver fatto tante volte questo cammino. Accidenti, 5 volte, io dico, questa è la mia seconda volta, è già per me tanto. E niente, fa la sua bella colazione, bella abbondante, io faccio la mia, dopodiché a un certo punto succede che entra qualcuno in questo bar e chiede, qualcuno ha chiamato un taxi? E il signore austriaco si alza e fa, io, ecco, è pronto, possiamo andare. E allora, e allora ho capito come ha fatto i suoi cammini questo signore austriaco. Praticamente è quello che viene chiamato, l'ho già detto qualche puntata fa, il turigrino. Il turigrino è quello che diciamo, fa il cammino con pochi pesi perché usa autobus, usa mezzi di trasporto come taxi, si fa trasportare lo zaino da automobili o passaggi di. E quindi, insomma, va bene, io gli dico sempre, ognuno faccia il cammino come vuole, però probabilmente non è questo lo spirito che spinge i veri pellegrini a fare un pellegrinaggio, un cammino di questo tipo. Va bene. Allora sorrido tra me e me, io proseguo il mio cammino. Proseguo il mio cammino e mi fermo a Ruitelan. Allora, qui ho un tuffo nel cuore perché Ruitelan era stata una tappa del mio precedente cammino ed era stata una tappa memorabile perché Carlos, l'albergatore, diciamo, l'ospitalero, quello che si chiama ospitalero, ci aveva accolto in maniera fantastica, nel senso che ci aveva preparato da mangiare, ottimo cibo, ci aveva risvegliato al mattino con l'Ave Maria di Schubert, tutti quanti alle 6, quindi orario fisso, ci aveva preparato la colazione, quindi è un bellissimo ricordo, tant'è che entro in questo albergo che si chiama Pequeño Potala, entro in questo albergo, busso e mi si presenta proprio Carlos, al che io ricordo a Carlos dell'avventura precedente di qualche anno addietro
E lui, vabbè, mi aspettavo un'accoglienza diversa, no? Però niente, mi ringrazia, ma rimane comunque un po' freddo. In ogni caso, con questo bel ricordo io proseguo, e proseguo per Osebreiro. Osebreiro è un luogo anche questo molto, molto particolare del cammino, una delle tappe fondamentali, uno dei quei luoghi in cui non bisogna non fermarsi un attimino, perché intanto rimane in alto a circa 1300-1400 metri di altitudine, dopo aver fatto una bella salita, e c'è un santuario dove si dice che, un santuario chiaramente testimone di un miracolo anni addietro. Ecco, io entro in questo santuario, lascio anche qualcosa di scritto sul diario del santuario, faccio le mie preghiere e me ne esco. Una sosta in questo posto è doverosa perché veramente ha un fascino molto particolare, si sente, si respira qualcosa di diverso, qualcosa veramente di particolare, qualcosa di misterioso, ecco. La seconda volta che ci passo è la seconda volta che sento veramente questa cosa abbastanza forte. Proseguo il mio cammino, c'è una leggera discesa e poi ancora una salita e si passa da Alto San Roque. Alto San Roque, praticamente c'è un monumento a San Rocco, e c'è un monumento al pellegrino molto grande, sarà un 3 metri e mezzo, 4, dove faccio delle foto. E qui noto che cominciano ad esserci delle indicazioni all'arrivo di Santiago. L'Alto San Roque mancano esattamente 150 km a Santiago. D'ora in poi ci saranno sempre queste pietre, ogni 500 metri mi sembra, ogni chilometro, che indicheranno mancherà che indicherà il percorso mancante a Santiago. Per arrivare ad Alto San Roque, intanto avevo visto una famigliuola di 3 persone, mamma e papà e figlio, ma il figlio era sulla carrozzina, era su una carrozzina perché era piccolino, non poteva camminare. E pensate un po' voi provare a spingere una carrozzina in salita, una salita chiaramente non asfaltata, non un sentiero non asfaltato, ma pieno di pietre. Io mi offro come volontario, diciamo, per dargli una mano, ma loro molto gentilmente, molto cordialmente dicono che possono fare da soli e ce la fanno da soli. Sono fantastici. Vedere proprio una famigliola che fa il Cammino di Santiago, questo tratto di Cammino di Santiago, con tanto di zaini, con tanto di passeggino, su un percorso così dissestato, veramente è incredibile. Niente, arrivo a Fonfria, arrivo a Fonfria. Fonfria vuol dire fonte fredda, fontana fredda, infatti c'è un'acqua freddissima qua, buonissima e freddissima. E qui mi fermo a mangiare, mia solita birretta fresca, diciamo dissetante, con i miei panini, il mio bocadillo, in spagnolo si chiama bocadillo. Bocadillo che è praticamente uno sfilatino così, non è un panino che danno da noi, è proprio un panino che ti sfama quasi per tutta la giornata. Mangio, mi riposo e riparto. La ripartenza è sempre veramente dura, però ce la faccio e proseguo il mio cammino. Proseguo il mio cammino e arrivo a Trecastella, che è un paesino abbastanza... I paesini della Galizia sono tutti abbastanza di montagna, sono di montagna sostanzialmente, e si vede poco in giro, a parte qualche mucca, qualche capra. Persone se ne vedono veramente in poche. Al che, visto l'orario e visto che sono ancora in forma, decido di andare avanti. Non mi fermo a Trecastella per la notte e decido di andare avanti. La direzione è quella, allora qui c'è una diramazione, uno va verso un monastero dove si allunga leggermente il percorso e l'altro va verso Sanxil. Io chiaramente, visto i tempi, evito anche per la seconda volta, anche nel 2008 avevo evitato il monastero e proseguo dritto. Comunque è un monastero che vale la pena vedere e probabilmente un giorno riuscirò anche a vederlo. Proseguo il mio cammino in direzione Sanxil e dopo aver fatto un tratto di bosco, un bel bosco, mi fermo a Balsa, che è il paesino piccolissimo di pochissime case, probabilmente è una frazione
è una frazione del paese più grande, mi fermo a Balsa e il primo albergo che trovo è El Beso, il bacio. Come insegna chiaramente ha un bacio, all'emblema di un bacio con un rossetto rosso. La cosa mi stuzzica, mi affascina un pochettino e cerco di entrare in questo albergo. Mi viene incontro un cane abbaiando, dico Mizzica, andiamo bene, ha fatto alla faccia dell'accoglienza. Vabbè, mi viene incontro un cane, io cerco di farmi coraggio, entro comunque, incontro delle persone che mi accolgono chiaramente e mi danno le regole dell'albergo. Un albergo non è parrocchiale, non è comunale, si paga qualcosa in più, 10 euro credo per la notte, e mi assegnano il posto letto e mi dicono che praticamente si mangerà alle 7. Va benissimo, non c'è problema. Allora, io faccio in tempo ho dolori fortissimi ai piedi, alla pianta del piede, mi bruciano tantissimo, tant'è che per andare a lavare i miei panni quasi saltello per non appoggiare i piedi. È una sensazione incredibile che non avevo mai provato prima, così forte, però tutto sommato riesco ad andarci, riesco a fare il mio bucato, riesco a stendere i miei panni e alle 7 mi preparo per la cena. Alle 7 a cenare con me ci sono altre due persone, sono una coppia spagnola molto simpatica che praticamente sorride perché per loro mangiare alle 7 vuol dire fare uno spuntino, la merenda. Loro sono soliti mangiare molto tardi, verso le 10 di sera, se non alle 11, specialmente d'estate, e per loro mangiare alle 7 veramente risulta molto strano. Tant'è che il ragazzo riesce a mangiare qualcosa, la ragazza un po' di pane, un po' di marmellata, ma niente di più. Per loro è incredibile, è come se noi dessero da mangiare alle 3 del pomeriggio, uguale, non cambia niente. Ehm, E quindi niente, loro avanzano anche delle cose, purtroppo. Io le cose che loro mi offrono anche il loro cibo, che a parte forse qualche pezzo di pane rifiuto, perché il pane mi potrebbe essere utile il giorno dopo per la colazione. E niente, praticamente ci lasciamo così, ci salutiamo e andiamo a letto intorno alle 10. Ecco, andiamo a letto intorno alle 10 e mi addormento e prima di addormentarmi però mi metto in contatto con il mio mondo virtuale, con le mie persone virtuali che mi incitano sempre, mi chiedono della mia salute, io li tranquillizzo, dico che sto bene, parte un po' di bruciore ai piedi e sento anche il mio gruppo di partenza, il mio gruppo di pellegrini che sono partiti con me da Saint-Jean-Pied-de-Port. Con grande gioia, con grande stupore, Alessandro, il ragazzo di Rovereto, mi dice di essere a Triacastella, giusto 3-4 km dietro. E mi dice che mi promette che il giorno dopo mi raggiungerà. Non ci vuole molta fatica a raggiungermi, perché io sto tenendo un passo molto più lento rispetto ai giorni precedenti, visto i miei dolori, e lui invece ha recuperato dalla sua tendinite che l'ha afflitto per qualche giorno. Niente, molto contento, sono veramente molto contento di questa cosa perché rivedo Alessandro dopo forse una decina di giorni e probabilmente con lui arriverò a Santiago. Questo mi rende molto felice e mi riempie il cuore di gioia. Quindi mi addormento contento, sicuro che il giorno dopo troverò Alessandro sul mio cammino. Bene, quindi anche con questa puntata abbiamo terminato. Io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima. Un bacio, ciao!